Un altro morto sul lavoro, questa volta in uno dei cantieri simbolo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È accaduto nel cuore della notte tra l'8 e il 9 gennaio allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, originario di Brindisi, è stato trovato senza vita mentre stava svolgendo il proprio turno di lavoro. L'uomo, alle dipendenze di una società di vigilanza contrattualizzata da Fondazione Milano Cortina, era impegnato nell'attività di sorveglianza all'esterno dello stadio, in un'area esposta e con temperature rigide. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. La terribile notizia ha raggiunto la moglie a Brindisi. Appresa la notizia si è recata a Cortina, dalla Puglia è salita su, e quindi insomma ha visto tenga conto che insomma il marito lamentava attraverso telefonate, videochiamate, insomma questi turni un po' abbastanza insomma logoranti. A parlare con noi al telefono è l'avvocato Francesco Dragoni del Foro di Lecce, cui la moglie di Zantonini ha affidato l'incarico per fare luce sulla tragedia. Delle condizioni di lavoro logoranti del marito la donna era a conoscenza da tempo e certamente la bolla di gelo che ha avvolto tutta la provincia in questi ultimi giorni ha contribuito a rendere ancora più difficile la sua attività, specie di notte. Per questo la famiglia non crede a una fatalità. Ha sentito e avvertito il dovere insomma, di fare una denuncia, quindi ha fatto un esposto presso la caserma dei Carabinieri di Cortina. La denuncia è stata formalizzata ai militari della compagnia di Via Guide Alpine. Gli atti sono arrivati alla procura che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che potrebbe già essere eseguita lunedì prossimo. L'accertamento medico-legale dovrà chiarire le cause del decesso e verificare se le condizioni di lavoro possano aver avuto un ruolo determinante. Come riferisce l'avvocato Dragone, il vigilante aveva espresso più volte alla moglie il disagio per i turni notturni e per una situazione lavorativa ritenuta pesante e poco tutelata. Ovviamente noi attendiamo l'esito degli esami che saranno insomma, espletati dal medico legale nominato dalla procura. All'esito ovviamente delle risultanze ovviamente la famiglia poi valuterà le ulteriori iniziative da intraprendere nei presunti responsabili, diretti o indiretti, della morte di questo lavoratore. Ora sarà l'inchiesta giudiziaria a stabilire se questa tragedia si sarebbe potuta evitare.